che è qui con noi questa sera. Vi dico subito perché abbiamo invitato la CGIL a questa discussione. La ragione è che la CGIL, dal nostro punto di vista, ha fatto un documento importante che parla appunto della crisi e delle risposte necessarie. È una interlocuzione che noi abbiamo da tempo, che abbiamo aperto anche durante il periodo del lockdown. Abbiamo fatto iniziative che hanno avuto anche una certa eco anche a livello dei media, con i segretari della FIOM, del commercio e della FLAI, proprio per ragionare dell'impatto che il coronavirus, la pandemia, avrebbe avuto, stava già avendo, ma avrebbe avuto sulla economia della nostra regione. Noi siamo molto interessati, lo dico senza alcuna piaggeria, non ci interessa per nulla come dire, la captatio benevolenze, ci interessa la discussione perché il documento della CGIL tocca alcuni nodi che secondo noi sono fondamentali. La critica al modello mercatista, la centralità dell'intervento pubblico, l'analisi dell'impatto della crisi su quelli che sono i settori centrali dell'economia veneta o comunque lo sono stati prima della crisi. Parlo in particolare delle esportazioni e del turismo, ma non solo, anche della produzione manufatturiera in generale, ma sicuramente il turismo e le esportazioni in generale hanno subito un colpo significativo. Adesso anche noi abbiamo sentito un colpo significativo. Qua il comune non ci ha dato la quantità di kilowatt necessari per tenere in piedi tutta la baracca, per cui abbiamo anche di questi problemi. Non si sente, ma ve lo dico lo stesso, tanto per chiacchierare fra di noi. E poi vi spiegherò anche perché abbiamo dato questo titolo alla nostra iniziativa di questa sera: l'autunno dell'economia veneta. Adesso aspettiamo che riparta perché sennò non serve un cazzo. Allora, ripeto, noi siamo molto interessati al confronto e alla discussione, non solo per noi, ma noi pensiamo che questa deve essere una discussione di massa sui temi appunto dell'impatto della crisi sull'economia veneta, perché questa sta avendo conseguenze secondo noi importanti su quelli che sono gli assetti che finora hanno, come dire, trainato questa economia. Ho detto il turismo e le esportazioni, ma anche la ristorazione, il commercio, eccetera. Quello che vi devo dire, insomma, anche per esperienza diretta personale, è che nel ceto politico di questa regione, essendo impegnato come candidato alla presidenza per la lista Solidarietà Ambiente e Lavoro, mi capita di avere spesso dibattiti e confronti, quotidianamente dibattiti e confronti, diciamo così, con le forze politiche che si propongono alla guida di questa regione. Devo dire che in particolare dal lato del centrodestra, ma anche per alcuni aspetti nel centro-sinistra, non c'è per nulla la comprensione di quella che è la necessità di una risposta che abbia un impianto strategico a quella che è una crisi che non è per nulla congiunturale. La crisi pandemica non è altro che un segnalatore di incendio, cioè ha manifestato quelle che sono state le contraddizioni, manifesta quelle che sono le contraddizioni di anni di politiche liberiste centrate tutte sul mercato dell'impresa, sulla riduzione dell'intervento pubblico. I problemi che abbiamo avuto nella sanità, che oggi abbiamo nella scuola, nel trasporto pubblico, sono anche la conseguenza di scelte che sono state fatte di riduzione degli investimenti, di tagli in questi settori, di privatizzazioni che abbiamo visto, improntate sostanzialmente all'ideologia liberista e alla logica della centralità dell'impresa, del profitto e del mercato. Oggi noi riteniamo che l'intervento pubblico, che è già in atto, non sia solo necessario perché altrimenti non c'è risposta a questa crisi, ma noi riteniamo che debba anche avvenire secondo linee
e una prospettiva programmatica di spessore. Faccio un esempio per capirci. La riproposizione delle grandi opere, delle Olimpiadi invernali, l'insistenza con cui si chiede ancora il fatto che ci siano le grandi navi in laguna quando le crociere appunto non ci saranno più, il turismo di massa è stato già ridimensionato e in prospettiva lo sarà ancora. Mentre si ripete il tema della centralità dell'impresa, noi siamo convinti che solo il pubblico oggi sia in grado di dare una risposta sia programmatoria sia anche sul piano concreto occupazionale, eccetera. Non mi dilungo su questo, poi darò la parola a Marco perché illustri il documento della CGIL, però devo dire che noi abbiamo dato come titolo a questa iniziativa l'autunno dell'economia veneta. C'è un riverbero, diciamo così, di un pezzo, insomma, della storiografia europea, che appunto descrive con Huizinga l'autunno del Medioevo, cioè la permanenza sostanzialmente di un ceto, all'epoca ovviamente la cavalleria medievale, che permane nonostante le basi sociali, economiche e strutturali, o tenta di permanere, siano state di fatto superate. Noi crediamo che il modello di sviluppo del Veneto si avvii sostanzialmente all'autunno e alla crisi perché non è più riproducibile. Niente potrà essere come prima, solo una grande progettualità, e in questo caso una progettualità pubblica, dell'intervento pubblico, della capacità del pubblico di intervenire anche dal punto di vista di una, come si dice, una progettazione sul piano dello sviluppo dell'industria, della manifattura, della riconversione, eccetera, una programmazione importante come è stata fatta nel passato, ad esempio negli anni 60, sia assolutamente indispensabile. Devo dire che il liberismo e le politiche che sono state fatte negli ultimi 20 anni, 30 anni in questo paese hanno desertificato anche quelle che erano le istituzioni che avevano comunque al loro interno capacità, come dire, compatibili con una logica programmatoria e progettuale. Faccio un esempio per dire: tutto quello che era stato costruito con il settore pubblico dell'economia, dell'industria, eccetera, oggi non esiste più, non esistono più quelle competenze, non esistono più quei gruppi di intelligenza e di lavoro, e ci troviamo in una situazione molto difficile. Però è assolutamente necessario, come dire, riprendere una strada che abbia, diciamo così, al centro l'intervento pubblico e che abbia anche, come dire, una capacità programmatoria di politica industriale per far fronte a quella che è la situazione attuale. Basta, l'ho tirata troppo lunga, do la parola a Marco Caltarossa che illustra il documento. Grazie. Allora, intanto ringrazio Fondazione Comunista e Paolo per l'invito e ci dà l'opportunità di presentare il documento che la CGIL ha messo a disposizione di tutti i candidati per aprire una riflessione, secondo il nostro punto di vista, necessaria e fondamentale per il futuro del Veneto. Noi affrontiamo varie tematiche, è un documento abbastanza corposo, però mi aggancio subito a quello che dicevi rispetto anche al tema della serata dell'autunno. Noi immaginiamo che sarà un autunno particolarmente caldo perché l'emergenza non è passata, non passerà fino a quando non avremo un vaccino. C'è ancora chi si ostina a negarla, che ci sia un fattore Covid che ha determinato questo tipo di emergenza, questo tipo anche di azioni di riduzione della mobilità e della libertà delle persone necessaria per garantire e tutelare la salute dei cittadini. Lo dico perché il fatto già che le elezioni regionali non si siano svolte in primavera ma vengono fatte in autunno, con quindi un prolungamento della legislatura
regionale è evidente che è un fatto eccezionale e ha un carattere di eccezionalità dettato proprio dall'emergenza che si è determinata soprattutto in quel periodo. E io devo dire che sono basito, nel senso è amareggiato quando leggo i sondaggi delle elezioni che vedono il presidente attuale Zaia che governa da 10 anni ma è lì da più di 20 anni e quindi insomma è stato diciamo così colui che ha portato avanti determinate politiche nella nostra regione. Avere delle percentuali così alte perché sembrano quasi una caricatura poi rispetto a quello che noi delineiamo nel nostro documento e le criticità che evidenziamo del modello di sviluppo della nostra regione. Noi siamo convinti che serva un nuovo modello di sviluppo per uscire da questa crisi meglio di prima, perché la crisi ha evidenziato criticità in tutti i settori, lo dicevi tu prima, l'arretramento in alcuni settori della presenza pubblica è stata determinante anche nella gestione dell'emergenza da una regione rispetto all'altra. In Veneto è andata bene perché abbiamo avuto degli straordinari medici che hanno saputo leggere magari meglio di altri gli interventi da fare, non certo per la struttura pubblica e per la presenza, nel senso, o meglio, non certo per l'idea di servizio sanitario che ha la Regione Veneto e il Presidente Zaia, che è tutta ripiegata sulla privatizzazione. C'era la settimana scorsa un candidato che diceva che aveva fatto proprio un esercizio di prova nel chiamare il CUP e lo stesso CUP spingeva affinché si rivolgesse al privato perché i tempi di attesa sono tanto lunghi e mettere la gente in lista di attesa, farla aspettare, determinerebbe ed evidenzierebbe le criticità del sistema pubblico nel Veneto, spingendola invece verso il privato ti permette di avere tutta una sorta di analisi e statistiche che evidenziano come invece il sistema pubblico veneto sanitario funzioni. Ripeto, l'emergenza è stata gestita fortunatamente meglio nel Veneto rispetto alla Lombardia, ma il modello che hanno in mente loro è quello lombardo, cioè una privatizzazione della sanità, e lo dico qua a Padova, nel senso che nella nostra città il progetto del nuovo ospedale calcava proprio quell'idea lì, e cioè un project financing spinto sul privato dove metteva certo i soldi e all'inizio davi in gestione al privato una sorta, insomma, una serie di servizi che poi però negli anni è evidente che se quei servizi l'anno ripagavano l'investimento il privato avrebbe sicuramente voluto, ma era già nell'idea della politica, di concedere altri servizi come la diagnostica e quant'altro. Quindi creando, secondo noi, una privatizzazione della sanità che si è dimostrata in questa situazione appunto di gestione dell'emergenza totalmente inadeguata. Perché guardate che noi siamo dovuti intervenire perché l'ospedale di Abano, che non è una struttura pubblica, aveva pensato bene di mettere, siccome la gestione del Covid non era una gestione remunerativa, non era un servizio remunerativo, di mettere in cassa integrazione le persone nel momento in cui invece c'era bisogno di implementare il servizio sanitario. Quindi a dimostrazione di come il privato abbia solo il profitto in mente, a prescindere dal servizio che sta gestendo. Quindi è evidente che su questo noi rimettiamo al centro la necessità di un servizio sanitario pubblico, rimettiamo al centro l'esigenza di aumentare i presidi territoriali che diventano poi il primo elemento per anche prevenire anche le pandemie, perché se tu aspetti che la gente vada in ospedale, ok, invece se hai i medici di base e riesci a ricreare quella rete, quelle strutture che c'erano 20 anni fa, forse riusciamo a migliorare la qualità del servizio. E una sanità con presidi e servizi a una cittadinanza, a una regione dove la popolazione è sempre più vecchia, noi abbiamo dei dati veramente preoccupanti. Noi abbiamo 640.000 giovani cittadini veneti che vanno dai 0 ai 14 anni,
e 1.140.000 di ultra 65 anni. Di questi 400.000 sono ultra ottantenni. Allora è evidente che tu come regione devi vedere anche qual è l'andamento anagrafico per determinare le politiche sociali che intendi mettere in campo di welfare sociale, soprattutto sulla sanità in termini di servizi. E su questo mi sembra che la regione sia totalmente assente, se non con le promesse. Lo dicevo prima come battuta finché stavamo cenando, durante la crisi del Covid veramente sembrava che fossimo di fronte a una rivoluzione epocale, tutti parlavano del pubblico, tutti dicevano che bisognava tornare al pubblico. Oggi con la crisi organizzativa della scuola, per cui i professori e i dirigenti scolastici non hanno nessuna colpa, okay, il pubblico è ritornato quello dei lavativi che a causa del Covid trovano fuori le scuse che non vogliono lavorare, quindi ci si è già dimenticati di quello che invece il pubblico in termini di tutela della sicurezza e della sanità ha fatto. E quindi anche su questo dimostrazione di come la gente fa presto a dimenticare, e su questo è evidente che quindi poi trova un'analogia rispetto a quello che dicevo prima dei sondaggi, dove se tu proponi politiche contingenti che parlano alla pancia della gente è evidente che tu raccogli il consenso. Io condivido quello che dicevi prima, serve una politica di prospettiva sulla sanità, che ho detto come CGIL, come noi pensiamo si debba intervenire, anche con una che ormai da troppo anni viene rimandata, una riforma delle IPAB che diventa fondamentale, perché ripeto, con i dati che abbiamo della popolazione bisogna chiederci come noi riusciremo poi a dare risposta a tutte le esigenze di richiesta di residenza nelle case di riposo. Anche lì punti dove per la malgestione e per i tagli che ci sono stati negli anni sono diventati un luogo di morte purtroppo per gli anziani, perché non c'erano neanche le risorse per garantire la sicurezza non solo delle persone che vi lavoravano, ma anche delle stesse persone che erano ricoverate. L'altro aspetto è anche qui purtroppo dove la regione è totalmente mancata, perché se è vero che non c'è l'autonomia dove loro si cominciano sempre sulla scuola, ma sugli interventi nel settore scolastico potevano tranquillamente farli, oggi noi paghiamo purtroppo vengono al pettine dei nodi di mancanza di politiche sulla scuola ormai trentennali. Noi dall'ultima riforma Gelmini ci siamo ritrovati con le classi pollaio, ma non abbiamo ristrutturato le scuole per aumentare gli spazi. Noi nel piano del lavoro che ha scritto la CGIL quando arrivò la crisi del 2008, uno dei punti fondamentali era l'investimento di risorse pubbliche per far ripartire l'economia sugli edifici scolastici. Noi non abbiamo una scuola che rispetti le norme antisismiche, poi vengono i terremoti, crollano le scuole, tutti a dar la colpa a chiunque. Ma incalziamo i politici ad affrontare queste tematiche in via preventiva e non sempre in via emergenziale? Cosa che non avviene in questa politica, soprattutto in questa regione. Allora, sulle scuole, anche lì, in termini anche di energie rinnovabili, utilizziamo le strutture pubbliche per partire e incentivare anche il privato poi ad adeguarsi a quello che sta facendo il pubblico. E oggi in questa situazione qua il pubblico diventa elemento cruciale e fondamentale per far ripartire l'economia nella nostra regione. Perché? Perché purtroppo i due fattori trainanti dell'economia veneta che hanno nascosto le criticità del sistema produttivo della nostra regione, che creavano fino a 3 mesi fa, 6 mesi fa, il 50% del PIL, e cioè l'export e il turismo. Ieri erano quelli che ci hanno un po' salvato dalla crisi, oggi sono quelli che invece ci fanno pagare anche gli interessi della crisi, perché sono i settori più in crisi. Noi abbiamo sviluppato un sistema produttivo del Veneto tutto ripiegato sull'export, okay, perché non siamo più stati in grado di investire in ricerca e sviluppo sui prodotti, e quindi abbiamo dovuto ripiegarci e diventare contoterzisti
di paesi soprattutto come la Germania, che invece investimenti li fanno, e per essere competitivi ad offrire loro il prodotto abbiamo dovuto svalutare il lavoro. La svalorizzazione del lavoro degli ultimi 10 anni è legata a quel modello di sviluppo lì, non è una cosa astratta. E allora su questo noi dobbiamo ribaltare e dire che se non c'è più export, la metto in maniera proprio drastica, dobbiamo cambiare, la metto così perché sembra che quando parliamo di nuovo modello di sviluppo parliamo che dobbiamo andare sulla Luna, se non c'è più l'export serve un altro modello di sviluppo, perché se non siamo più in grado di esportare perché quei mercati sono fermi, noi dobbiamo trovare un'ancora di salvezza per cercare di salvare la nostra economia. L'altro aspetto è il turismo. Anche qui, totale assenza di politiche sul turismo in questa regione. Non c'è un documento che parli di interazione tra le varie tipologie di turismo. Turismo termale, il turismo che poteva poi essere legato anche alle specificità culinarie, parlo dei colli uganei, ok? E poi un turismo anche culturale che possono offrire le città venete con la storia che hanno le nostre città. Non c'è nulla di tutto questo. Lasciato a se stesso, io penso al bacino termale che sta pagando, quello è un elemento di debolezza nella nostra struttura economica oggi, perché ha determinato la mancata assunzione di un sacco di persone nel periodo proprio in cui è scoppiato l'emergenza sanitaria, determinando quindi soprattutto nella provincia di Padova, i dati parlano chiaro, siamo la provincia che paga lo scotto maggiore in termini di mancate assunzioni se prendiamo a riferimento il secondo trimestre del 2019 rispetto al 2020. Siamo quelli che pagano il più alto perché abbiamo appunto il bacino termale che non ha assorbito un numero importante di lavoratori. Ma se non li ha assorbiti vuol dire che quei lavoratori là non erano lavoratori stabilizzati, erano tutti lavoratori precari, stagionali. Questo è quello che insieme all'export è un altro elemento di debolezza del nostro sistema economico. Che noi abbiamo un tessuto produttivo, anche lì, dove non gli si dà una prospettiva e diventano schiavi di quel lavoro, perché sono lì che aspettano di essere chiamati perché non hanno alternative. Perché? Perché non gli vengono offerte le alternative. Allora su questo penso che un ragionamento vada fatto, perché guardate che la recessione il Veneto la pagherà molto più cara rispetto alle altre regioni, perché avremo una recessione del PIL, già oggi noi siamo al 10,6% rispetto all'Italia che è al 10,1%, sono veramente dati drammatici, però sembra che nessuno se ne stia preoccupando, nel senso che nessuno sta affrontando questa crisi e questo tema che è di fondamentale importanza. Anzi, sono loro, la metto così, a sfruttare a proprio favore gli interventi che il governo ha fatto a tutela del lavoro bloccando i licenziamenti. Nella nostra regione sono loro che li stanno sfruttando, perché non fanno emergere quella che è la reale situazione di mancanza del lavoro in questa regione, perché abbiamo un sacco di aziende ferme, abbiamo un sacco di aziende che sono ancora in cassa integrazione e questo oggi con il blocco di licenziamento tieni una certa coesione sociale, ma domani, quando al posto dei licenziamenti si dovrà cercare qualche altro strumento o mettere in pista dei progetti di rilancio dell'economia della nostra regione, io penso che non saremo preparati, perché non leggo nulla sul nuovo modello appunto e quali sono le proposte alternative. Noi lo definiamo così nel nostro documento, è un cedimento strutturale del modello industriale veneto, è crollato, non esiste più quel modello lì, perché non ci sono più gli elementi non solo interni ma esterni per rideterminare quel modello. Allora uno dei punti su cui noi tentiamo di ragionare, poi il 18 settembre scenderemo anche in piazza con Cisle Will, sono la necessità di far ripartire il mercato interno, e tu lo fai ripartire se sei in grado anche di rinnovare i contratti nazionali di lavoro, di creare posti di lavoro che danno garanzie e tutele, quindi ritornare a un lavoro di qualità, non più di quantità, perché ripeto i dati della mancata occupazione sono chiari, occupi le persone 4 mesi all'anno e quello determina poi quello che
è una percentuale di occupazione complessiva, cosa falsa. Quindi devi avere delle assunzioni, appunto un lavoro di qualità e di prospettiva, perché questo dà sviluppo al territorio, okay? Mantiene radicate le persone sul territorio e sei in grado di far crescere quel territorio. Purtroppo il Veneto non è così. Un altro dato che purtroppo non viene detto, non si legge, non si vuole leggere, è che tu hai un problema di uscita dei giovani dalla nostra regione. Allora, se si sta così tanto bene in Veneto, perché la gente scappa? Noi abbiamo un saldo negativo di 30.000 giovani all'anno che vanno via. E vanno via tutte persone laureate, dove era stato fatto un investimento che non riusciamo poi a tenere sul nostro territorio, ok? Perché? Perché le nostre imprese non sono in grado di attrarre quelle persone. E qui ci riallacciamo a quello che dicevo prima, perché abbiamo svalutato il lavoro. Non paghi più le competenze. Per essere competitivi devi pagare il lavoro, e si chiede alle scuole di modificare anche i percorsi di istruzione, perché le scuole devono preparare la persona al lavoro. Siamo diventati veramente ad avere queste idee anche tra virgolette folli, nel senso che la scuola invece è un elemento ed è un fattore determinante per la crescita del territorio. Pensiamo alle università. Fortunatamente qualcosa le università staccate dalla politica stanno facendo, perché il Competence Center va in quella direzione, no? Di aiutare, altro elemento di debolezza, che è la dimensione di impresa, le imprese più piccole, a sopperire alla mancanza di risorse per la ricerca e per lo sviluppo, perché la dimensione di impresa è l'altro elemento di debolezza del modello Nord-Est e del modello Veneto. Io non più di 5-6 anni fa mi sono sentito dire che piccolo è bello e che si va bene così perché ha creato una ricchezza diffusa, ma quella ricchezza diffusa oggi, con un mondo globalizzato, non tiene più. Ed è stata una ricchezza diffusa che ha portato un modello, okay, in assenza anche di linee guida regionali, che ha portato a una sottocapitalizzazione delle imprese, okay, e a un ricorso molto facile del credito alle banche negli anni 80 o anni 90. Poi quando le regole dell'accesso al credito sono cambiate siamo andati in crisi tutti quanti. Perché? Perché i soldi non venivano rivestiti nell'azienda, ma venivano rivestiti da un'altra parte, e nell'azienda andavi in banca a chiedere il credito. Quando le banche non hanno più dato il credito, non avevano più la disponibilità economica per far andare avanti l'impresa. Io provengo dal settore manifatturiero, gomma plastica, chimico e tessile. Sapete quante aziende ci dicevano: non ho i soldi per pagare i lavoratori, e magari avevano la casa al mare, la casa in montagna? Perché quello era il loro modello. Non solo quella, no, ma anche quelle okay, che avevano costruito, scusa la battuta, no, voglio dire che c'è un pezzo l'economia veneta ha traslato i profitti molto spesso piuttosto che sull'investimento nel mattone. Cioè, tutti i grandi e piccoli industriali veneti hanno partecipato alla bolla speculativa immobiliare nel Veneto. Questo è un altro ragionamento, ma no, ma questo dopo. Dimostrando anche cosa? Che siccome non è un elemento raro ma è un elemento comune, questo, dimostrando anche che c'era da parte dell'imprenditoria veneta una scarsa propensione agli investimenti, e noi oggi abbiamo aziende che non sono competitive proprio perché non hanno la capacità e non hanno fatto investimenti, motivo per cui poi l'export ha preso piede e noi abbiamo ripiegato sull'export, perché non essendo più in grado noi di fare investimenti abbiamo dovuto fare solo entrare nel ciclo produttivo della Germania con piccoli pezzi prodotti da noi. E questo del credito è un altro problema che noi affrontiamo sul documento, dove chiediamo insomma che il modello non sia quello abbiamo visto le due banche venete, no? Che erano portate in palmo di mano, hanno dimostrato tutta la fragilità di quel sistema creditizio, tutto basato su una gestione clientelare dell'erogazione del credito, ok? Che appunto è fallito. Noi dobbiamo invece ritornare a creare e a dare degli strumenti affinché l'accesso al credito sia più facilitato, e di tornare a far avere alle banche quel ruolo determinante per la ripartenza del territorio, determinante a livello economico.
perché ci stanno dentro anche loro, una responsabilità sociale ce l'hanno anche loro, non può essere solo finanza quella della banca. Devono mettere a disposizione delle imprese, ovviamente, che hanno certi canoni, delle risorse per farli ripartire. Dall'altra parte serve anche l'intervento pubblico, le risorse che stanno arrivando, questo è un altro elemento che noi sottolineiamo sul documento, devono essere gestite in maniera oculata. L'idea dell'abbassare la tassa a tutti quanti con la flat tax è un'idea folle, anche perché le linee guida della Comunità Europea sono molto chiare. Lo devi fare, devi intervenire sul nuovo modello di sviluppo sostenibile che abbia una sostenibilità economica, ambientale, e soprattutto avviare quei processi di digitalizzazione che stanno dentro la nuova, diciamo così, rivoluzione tecnologica che dobbiamo affrontare, e le risorse vanno spese lì. E su questo c'è un punto interrogativo, perché non solo nel Veneto ma a livello nazionale io non trovo traccia di un documento, se non quello che è stato presentato dalla CGIL dei Stati Generali, che parli di innovazione tecnologica e di investimenti. Allora anche su questo un ragionamento va fatto. Nel Veneto credo che si debba aprire una riflessione proprio perché quelle risorse vengano investite. Prima parlavo dell'hub dell'innovazione del competence center, mettere insieme privato e pubblico, perché quando c'è una crisi privata è evidente che deve intervenire il pubblico, ma non erogando fondi a pioggia e lasciare che sia il mercato a dettare le regole e a trovare le soluzioni. E su questo appoggio quello che dicevi prima, il ruolo pubblico deve essere centrale, si mettono le risorse ma è il pubblico che deve dettare le linee guida, è il pubblico che deve trovare e individuare le soluzioni, i filoni strategici nel nuovo modello di sviluppo e delle politiche industriali da attuare in quel modello lì. Perché su questo ed è necessario aprire una riflessione con tutti gli stakeholder che intervengono in quello, okay? Quindi delle politiche industriali a determinarle, compresa l'università. A Padova il competence a questo, diciamo così, è nato con, ce ne sono 8 in tutta Italia, quello a Padova seguirà il filone e svilupperà l'agroalimentare. Si sono individuate già delle aziende, grandi aziende, che mettono risorse, un'altra parte delle risorse le mette lo Stato, l'università, mettiamola così, la parte pubblica, insieme sviluppano i progetti pilota. Quel progetto pilota poi verrà declinato in un processo produttivo in una piccola media impresa che non ha le risorse necessarie per svilupparlo, okay, ma che ha magari le risorse per produrlo. Questo determina intanto un radicamento delle aziende sul nostro territorio, perché oggi troppo spesso noi vediamo imprese che funzionano, che sono oggetto diciamo così, di intervento da parte di multinazionali che vengono qua, prendono il know-how, i brevetti e vanno via. Queste invece noi vogliamo radicarle sul territorio con una riqualificazione del territorio, e l'obiettivo è quello di far crescere in termini di dimensione numerica l'occupazione dentro quelle imprese. Qual è il ruolo della CGIL in questa partita qua? Oltre al ruolo politico che dovrebbe allargare e ampliare, mettere in rete le università e i centri di ricerca, perché diventano un elemento fondamentale nel determinare le politiche industriali di questa regione. Il ruolo del sindacato è un altro elemento fondamentale per far sì che il mondo del lavoro stia dentro l'innovazione tecnologica, è quello di intervenire per far sì che i lavoratori di quelle imprese siano idonei a recepire le innovazioni tecnologiche che anche quel nuovo processo determina e porta, che si chiama formazione. Perché fino ad oggi abbiamo visto una formazione, diciamo così, tutta ripiegata sulla classe dirigente, il mondo del lavoro, l'operaio lasciato lì, e gli impiegati. Noi crediamo che la formazione sia fondamentale, e lo mettiamo dentro anche questo, gli elementi formativi siano determinanti per far sì che la crescita del prodotto sia tenuta insieme alla crescita del lavoro, per ridurre anche quella forbice che negli ultimi anni abbiamo assistito a allargarsi tra il lavoro e il profitto, quindi massimizzazione dei profitti e svalorizzazione del lavoro. Credo che questo sia un altro elemento fondamentale
che appunto sta dentro a quello che noi vediamo come nuovo modello di sviluppo e trasformazione del mondo del lavoro. Altro elemento di debolezza dell'attuale modello, soprattutto nel Veneto, riguarda il mondo femminile. Noi nel Veneto abbiamo una riduzione in questo trimestre di circa 7.000 posti di lavoro, e se uno analizza i dati verifica, si rende conto che abbiamo 9.000 posti di lavoro in meno femminili e 2.000 posti di lavoro in più maschili. Quindi vuol dire che c'è, con questa organizzazione non solo del lavoro ma della società, un'espulsione dal mondo del lavoro delle donne. Abbiamo toccato con mano parzialmente con la chiusura del lockdown, dove purtroppo la scelta delle famiglie in una cultura ancora machista è quella proprio di far uscire la donna dal mondo del lavoro, lavora l'uomo, ma perché il mondo femminile è soprattutto coinvolto nei lavori poveri, che sono quelli che oggi sono entrati in crisi. E noi dobbiamo rivalutare e valorizzare anche il lavoro femminile, e su questo andrebbero fatte politiche veramente non solo legate al mondo del lavoro ma anche alla società. Domani, il 14 di settembre, quando riapriranno le scuole, magari le scuole riapriranno, ma nessuno si sta preoccupando di tutti i servizi post-scolastici, perché dentro le scuole è un caos totale. Sinceramente dobbiamo capire ancora noi come ci si dovrà muovere il 14 all'interno delle scuole per la gestione delle mense. Noi abbiamo istituti che hanno 3 piani, che non hanno gli spazi per la mensa adeguati, e quindi dovranno essere portati i pasti in ogni classe. Sì, ma chi è che va al 3° piano se non c'è neanche l'ascensore a portare i pasti? Cioè, i problemi sono veramente infiniti. A me viene da sorridere quando parlano che il problema è quello del banco, che hanno speso i soldi male. Okay? Il problema non è quello, il problema sono tutti gli altri. Ma in termini occupazionali, il post scuola, che garantiva, diciamo così, la possibilità di affidare i figli a queste strutture che domani non saranno in grado di riaprire perché non hanno le risorse economiche per affrontare un'organizzazione dettata dall'emergenza, e che quindi vedranno l'uscita dal mondo del lavoro di chi gestiva quelle strutture, soprattutto donne, e dall'altra parte l'impossibilità di trovare una soluzione per il figlio o la figlia o i figli, e l'esigenza di trovare una soluzione drastica, che è quella dell'uscita dal mondo del lavoro. Perché guardate che io sto ricevendo telefonate dove i datori di lavoro non concedono i part-time, ok? Perché partono automaticamente con una riduzione drastica, diciamo così, del numero di lavoratori e lavoratrici all'interno dell'azienda. Perché è vero che c'è il blocco dei licenziamenti, ma non c'è il blocco delle dimissioni. E in quel caso lì la persona è costretta a dimettersi e non avere neanche la disoccupazione. E allora su questo noi chiediamo un intervento della Regione, finché anche qua gli ammortizzatori sociali trovino anche queste risposte, diano queste risposte alle persone con risorse regionali, perché purtroppo questa è la situazione, e questo determinerà un aumento della disoccupazione delle donne, e difficilmente riusciremo domani a riportare all'interno del mondo del lavoro le donne. Questo aspetto poi ricade anche su un altro problema che ho toccato prima sulla parte anziana, ma sui giovani. Noi non abbiamo nascite, è un paese che non cresce in termini appunto di nascite demografiche, cioè è evidente che è un paese che rischia di morire. E allora da una parte abbiamo questo problema e dall'altra non vogliamo neanche che ci siano le persone che vengono dall'estero, che in Veneto sono 500.000 gli stranieri, 250.000 lavorano, pagano, sono produttori del 10% del nostro PIL, tanto per dire, sono quelli che garantiscono parte del welfare sociale, anche se oggi dirlo, perché c'è qualcuno che ti critica perché dice che non è assolutamente vero, e dall'altra parte non faccio nulla per far sì che le famiglie abbiano quel supporto
logistico, economico, di garanzia di posti di lavoro sia per la mamma che per il papà, che determinerebbe una crescita, perché io faccio allora la scelta di mettere su famiglia, ma se non ho un posto di lavoro stabile, anzi non ce l'ho, se dall'altra parte ho un figlio e non ho il posto all'asilo nido perché non ci sono più strutture, voi capite che sono tutti elementi di debolezza per far sì che una persona pensi di mettere su famiglia. E su questo parlano tanto la famiglia al centro, la famiglia al centro, ma politiche per la famiglia non le fanno. Quindi voi capite che, come dicevo, è una caricatura, cioè a me sembra sia una caricatura quella del Veneto disegnato come un esempio da seguire, perché veramente fra poco qua crolla tutto e dopo non so chi daranno la colpa. E tocco l'ultimo aspetto che prima ho capito che ti sta molto a cuore, che è quello dei servizi pubblici. Questi parlano tanto di autonomia e quando è ora di esercitare l'autonomia non la esercitano. Io provengo da un'azienda, Acegas APS, che era un modello fino alla fine degli anni 90. Era un modello di azienda di servizi del gas e dell'acqua, poi ha subito varie trasformazioni, e in quegli anni si parlava di multi-utility, perché le multi-utility avrebbero allargato, diciamo così, avrebbero razionalizzato i costi, allargando il servizio, migliorando la qualità, abbattendo i costi, quindi intervenendo anche direttamente sulle bollette delle persone. Io dal 90, nel 96, ho iniziato a lavorare in quell'azienda, io non ho mai letto un documento della Regione Veneto, un documento di indirizzo affinché le aziende dei servizi della Regione Veneto trovassero una forma di aggregazione. Non c'è. E guardate che i servizi pubblici, il gas, l'energia, sono fondamentali quando io vado a determinare un piano industriale del mio territorio, perché con quelle faccio politiche di sviluppo. E invece oggi a cosa stiamo assistendo? Che Padova prima è andata solo per motivi politici con Trieste e non per motivi economici o comunque legati a un piano industriale, e lì è stato la fine per la nostra azienda. Siamo stati acquisiti da ERA, quando ormai avevamo i libri da portare in tribunale, quindi noi acquisiti dai bolognesi, ma oggi c'è AIM e AGSM che non hanno le nostre condizioni economiche dell'epoca, sono aziende che stanno abbastanza bene, è evidente che stanno guardando avanti, si rendono conto che la gestione di alcuni servizi diventa difficile a queste condizioni e con i costi che stanno aumentando, è evidente che guardano aggregazioni, ma oggi in assenza di un soggetto regionale in grado di captare e in grado di aggregare, noi siamo oggetto di attenzione da parte della Lombardia e da parte dell'Emilia. Allora qua la regione, che parla tanto di autonomia, metterà in pratica l'autonomia. In questo caso mi piacerebbe avere una società del Veneto. Perché? Perché in questo momento qui avere una società pubblica, perché poi era totalmente ripiegata su quelle che sono le dinamiche del mercato degli azionisti della borsa, ma avere una società pubblica in questo momento sarebbe una garanzia sociale, perché negli anni di difficoltà le società pubbliche hanno assorbito tassi di disoccupazione impressionanti, creando lavoro e facendo girare l'economia. Oggi noi, e lo dicevi tu prima, ci siamo liberati al grido le zavorre pubbliche pesano a tutti quanti e siamo costretti a pagare le tasse per mantenerli. Oggi non ne abbiamo più e vediamo come il mercato di fatto da solo non sia in grado di determinare regole che non creino disuguaglianze e di sviluppo per tutti quanti. Grazie. Io farò un breve intervento e poi se qualcuno vuole intervenire e fare delle domande di approfondimento siamo qui. Allora, andando molto veloce, io credo che noi ci troviamo di fronte a una crisi profonda, una crisi
la cui profondità non è compresa, cioè questo è il punto vero, cioè si pensa che questa crisi insomma sostanzialmente sia una crisi congiunturale e con un po' di soldi che vengono dall'Europa in qualche maniera si possa ripartire. Io credo che questo non sarà possibile. Io penso che dobbiamo complessivamente rovesciare tutte le politiche che sono state fatte negli ultimi 30 anni. Cioè il liberismo, la vulgata liberista, che era quella che è stata descritta insomma, no, come assalto al pubblico, che poi non è solo una cultura e un'ideologia ma è anche un fatto materiale, perché la privatizzazione dei servizi pubblici non è stata solo un fatto, diciamo così, ideologico o culturale, ha avuto anche quegli aspetti, ma ha avuto un sostrato materiale molto importante, cioè nel senso che nei settori pubblici, nei settori che prima erano pubblici, gli investimenti di capitale avevano dei ritorni molto importanti, cioè la privatizzazione dei servizi pubblici, dell'acqua, dell'energia elettrica, del gas e quant'altro, della stessa raccolta dei rifiuti. E qui in Veneto ci sarebbe una narrazione molto interessante da fare contorno a questo tema, hanno ovviamente portato la possibilità di ottenere dei risultati economici importanti per chi ci ha messo le mani sopra, insomma, questo è il punto. Un settore in cui era, come dire, insisteva una possibilità materiale concreta di tradurre gli investimenti in un ritorno economico importante, e questo è un punto fondamentale, perché adesso, come appunto diceva prima Marco, noi avremmo bisogno di ben altri strumenti, cioè oggi la privatizzazione di questi servizi ci impedisce non solo di intervenire dal lato dell'occupazione, come è stato anche nel passato, no? Come un elemento di contrasto nei momenti, diciamo così, di bassa congiuntura, no? Per assorbire una disoccupazione crescente, ma ne abbiamo bisogno anche dentro un piano che sia legato non solo al tema dell'occupazione ma anche al tema della riconversione, cioè abbiamo bisogno insomma di una struttura pubblica che sia in grado di intervenire in questi settori, finalizzandoli non soltanto a un piano occupazionale che è fondamentale, e su questo ci troviamo d'accordo con la CGIL, perché la CGIL ha un suo piano da questo punto di vista, ma un piano ce l'abbiamo anche noi, abbiamo elaborato anche noi un piano che prevede un forte intervento pubblico e che potrebbe creare almeno 1 milione di posti di lavoro nel nostro paese in tanti settori che sono stati completamente trascurati o negletti negli ultimi anni, proprio in virtù di quell'attacco al pubblico che è passato attraverso la descrizione, no, del pubblico come una zavorra, come un luogo di spreco, eccetera. Abbiamo visto poi, insomma, quando siamo andati alla verifica dei fatti, che solo la struttura pubblica in qualche misura, con molte difficoltà, nonostante i tagli e nonostante la riduzione delle risorse anche di personale, comunque in qualche misura anche con lo sforzo dei suoi lavoratori, lavoratrici, le sue competenze, è comunque riuscita in qualche misura a far fronte all'emergenza del Covid, però è del tutto evidente che ben altro sarebbero state le possibilità se questo non fosse avvenuto. Insomma, basta vedere l'esempio della Germania, noi abbiamo un numero di una mortalità molto più alta di quella tedesca, esattamente in misura della proporzione di quanto noi abbiamo desertificato la struttura pubblica, abbiamo tagliato nel settore della sanità pubblica, nelle terapie intensive, mentre la Germania comunque ha mantenuto un livello di presenza di queste strutture significativo. Non mi dilungo molto su questo, ma mi pare un punto fondamentale. L'altro aspetto fondamentale è questo. Io penso che noi dobbiamo mettere a critica il sistema veneto e delle imprese. Io penso che ci sia una narrazione assolutamente falsificante della realtà quando si parla dell'imprenditoria veneta come di un'imprenditoria virtuosa. Guardate, il 50% e più della quota di sofferenze legate alla crisi delle banche popolari venete è frutto della speculazione immobiliare, perché questo è, non lo dico io, lo ha detto la CGA del Veneto. Nell'insieme complessivo delle sofferenze la quota legata alla speculazione, alla bolla immobiliare supera il 50%.
E questa speculazione immobiliare non l'hanno fatta i lavoratori o i pensionati, l'ha fatta gli imprenditori. Se voi guardate in tutte le grandi operazioni immobiliari del Veneto sono coinvolti piccoli e grandi imprenditori, dalla Lussotica fino agli imprenditori dell'Alta Padovana. Cioè questi hanno trasformato i profitti e li hanno messi, diciamo, o nella finanza di progetto oppure li hanno messi nel mattone. Quando la bolla immobiliare è scoppiata, cioè questo ha determinato la crisi delle banche popolari venete. Punto. Non c'è altra spiegazione. Cioè c'è stato un fenomeno di clientelismo, ma l'elemento strutturale è questo: il piegare sostanzialmente i risultati economici dell'attività produttiva in questa regione, che si basa anche su uno sfruttamento intensivo del lavoro, perché il 20% della popolazione di questa regione prima della crisi, non adesso, era sotto la soglia di povertà relativa o ci ballava attorno, e quindi vuol dire che qua il lavoro comunque è sottopagato e sfruttato. Tu facevi prima l'esempio dei giovani, no? Laureati o diplomati che vanno all'estero, ma perché cazzo se ne vanno? Se ne vanno perché non sono sfruttati. Se trovano un'occupazione, una qualsiasi occupazione in uno studio professionale piuttosto che in un'azienda, o hanno un contratto di lavoro precario o sono pagati una pipa di tabacco, e allora giustamente se ne vanno. Questo è il punto. C'è una struttura che ovviamente si è basata su questo, su un'attività predatoria del territorio e sullo sfruttamento intensivo del lavoro, e questa cosa qua oggi non regge più, perché sono due elementi che non si possono riproporre, perché i limiti oggettivi sullo sfruttamento del territorio, il consumo di suolo e di nuove costruzioni sono evidenti, e perché comunque quel tessuto produttivo, come diceva prima Marco, fondato sull'esportazione, molto spesso che aveva non, come dire, la produzione di un valore legato a livelli di sviluppo tecnologico avanzati, ma all'intensità dello sfruttamento del lavoro, oggi comunque non regge più, o comunque non è più in grado di stare dentro quelli che sono i processi della ristrutturazione capitalistica. Questo è il punto. E questi chiedono adesso, oltre ai soldi pubblici, anche la possibilità di licenziare. Questo è un terreno di battaglia politica fondamentale. Cioè, io penso che nel Veneto il problema sia questo: o vince Confindustria o vinciamo noi, o vince la logica di un intervento pubblico che guarda al bene comune, che guarda a quella che è una prospettiva, diciamo così, di sviluppo altro di questa società, sia dal punto di vista dei profili produttivi sia dal punto di vista dei profili sociali, oppure vince Confindustria, che vuole i soldi per sé per fare la ristrutturazione delle sue imprese, per metterle dentro un quadro competitivo globale che peraltro anche questo si è ridimensionato. Perché guardate, uno dei punti fondamentali è questo, cioè il turismo. Perché crolla? Perché quel turismo di massa sulle filiere globali, che fosse quello delle grandi crociere, che sia quello dei voli low cost, in Francia stanno discutendo sulla crisi del settore dell'aeromobile francese. Guardate che in Francia quel settore là della produzione dei veicoli, del settore dell'aeronautica e dell'aerospaziale, è un settore sviluppatissimo. C'è una regione del sud della Francia che dipende sostanzialmente da quello sviluppo, e là stanno già ragionando sul fatto che quel modello là non è più riproducibile, mentre noi continuiamo a pensare, o comunque il centro politico che governa questa regione pensa che passata questa fase si possa riprendere sostanzialmente come. Non è vero per nulla. E questo è il punto vero, che qua bisogna ripartire dal comune, ma dal comune vuol dire dai bisogni e dagli interessi collettivi, quelli sociali come quelli anche relazionali, anche quelli economici. Voglio dire una cosa, l'ha detto anche lui prima e per me è fondamentale, però si lega anche a un altro tema. Non esiste una possibilità anche di ripresa, no, dell'occupazione eccetera, oltre all'intervento pubblico, anche sulla ripresa del mercato interno. Se la gente non ha i soldi, se i salari sono bassi, se non c'è circolazione di massa monetaria sufficiente nelle categorie sociali più deboli, non c'è mercato per molta parte del mercato interno. Se prima si poteva pensare che si poteva comprimere il mercato interno perché si giocava sul turismo e sulle esportazioni, questo gioco non funziona più. O si pensava di riprodurre il capitale attraverso
la speculazione immobiliare. Questo gioco non funziona più, bisogna fare un'altra partita e io sono convinto che di questi temi bisogna, e cerco di farlo per quello che mi è possibile, perché io ogni intervento che faccio in televisione non è che sto a discutere sulle rotelle dei banchi della scuola, dico guardate che voi siete dentro un quadro in cui questo modello di sviluppo e questa economia non è più riproducibile, dovete pensare a questo, perché se non siete in grado di comprendere questa realtà non siete in grado di governare, questo è il punto. A me non interessa molto il fatto che Zaia vinca sul 65-75%, mi interessa poco, mi interessa che ci sia in campo, in questa regione, sia sulla vicenda delle regionali, ma molto di più nei luoghi di lavoro, fra i cittadini e le cittadine, di quello che può o non può essere la risposta vera a questa contraddizione che viviamo. Io penso che, come dire, no? Noi dobbiamo trovare la via di un... Io penso che il sindacato dovrebbe anche mobilitarsi un po' di più, insomma, per dirla così francamente, cioè non è che adesso questa sia una critica, capisco tutte le difficoltà e i problemi, però penso anche che ci sia una necessità di rendere anche magari più visibile, ecco, diciamo, la piattaforma, cioè parlare anche, come dire, a un livello di massa su queste questioni, cioè confrontarsi non solo col mondo del lavoro, ma anche quel vasto mondo che in questo momento paga, come dire, la situazione di crisi in cui viviamo. Tu hai accennato prima alla questione di Abano, ma guardate, Venezia è nella classifica delle città italiane quella con la percentuale più alta dell'occupazione nei settori che sono stati colpiti dal Covid. Questa è la realtà e Venezia è il paradigma, è il modello di questa regione, perché Venezia e Abano, ma sono anche le città e lo stesso vale in parte anche per la struttura manifatturiera. Io penso che su questo ci sia un punto fondamentale, cioè se noi pensiamo che si possa passare questa fase senza un conflitto, senza entrare in contraddizione aperta con una Confindustria che ancora chiede le grandi opere, che dice che bisogna fare le Olimpiadi invernali, che fare la TAV, che bisogna fare investimenti nelle infrastrutture, cioè anche quelle che non sono per nulla necessarie, perché ci sono delle infrastrutture ovviamente necessarie, sono tutte quelle che permettono la tutela di questo territorio, la sua messa in salvaguardia, il contenimento del cuneo salino che sta risalendo tutti i fiumi, l'Adige e tutte le madonne che volete. Su questi punti fondamentali è giusto fare degli investimenti importanti, ma questo mi pare del tutto evidente. Non è assolutamente necessario e comunque è improduttivo pensare di continuare con un modello di sviluppo fondato appunto sul sistema delle grandi opere, fondato sull'impresa che esporta e fondato sostanzialmente su un turismo di massa. C'è questo conflitto che per me, cioè, guardate, a Venezia, no? Si è costruita una contraddizione fra i lavoratori che vorrebbero ritornare alla presenza, alle grandi navi in laguna, alle crociere e quant'altro, e quelli che hanno fatto la battaglia, e quelli, i tanti e le tante che nella città di Venezia hanno fatto la battaglia contro la presenza delle grandi navi in laguna. In realtà questa è una contraddizione quasi inesistente, perché la crocieristica come l'abbiamo conosciuta non ci sarà più, o sicuramente non ci sarà più per parecchi anni, è una guerra fra poveri inutile. Io penso che noi dobbiamo, appunto, e per questo siamo interessati alla discussione della CGIL, pensare a come costruire una proposta più che politica, una proposta che sia sociale, che sia condivisa, che sia discussa a livello di massa, di come dare una risposta alla crisi che c'è e a quelle che verranno, perché il punto è questo, il punto vero di questa situazione è che noi non è che passata questa emergenza avremmo finito, perché l'emergenza continua, perché i cambiamenti climatici hanno, come dire, una progressione di tipo geometrico, cioè gli eventi che abbiamo visto si ripeteranno e ancora con più forza, questa è la realtà.
e quindi molta della narrazione che viene fatta è assolutamente sbagliata, cioè non sta dentro la realtà. Se non si interviene in maniera, come dire, immediata e pesante su queste contraddizioni, avremo come conseguenza il fatto che ci troveremo continuamente dentro un quadro emergenziale. Questo è il punto, e quindi dobbiamo avere un profilo strategico, di proposta strategica, di tenuta del territorio, di superamento, perché guardate che le grandi realtà continentali o subcontinentali si stanno già organizzando in questo senso, perché le tendenze centripete, o se volete neo-autarchiche, ci sono nelle grandi realtà, in India, ma anche negli Stati Uniti, in tutte quelle dimensioni in cui l'economia a livello continentale o subcontinentale riesce comunque a riprodursi, avere uno spazio vitale per riprodursi, fuori o comunque anche dentro come dire, la sussunzione di un limite di quello che era lo sviluppo delle filiere globali. Cioè in India il presidente Modi, che è un destro, ma di più destro non si può, perché la sua organizzazione di origine è quella che ha prodotto il partito nazionalista in India, ha una componente culturale che non è fascista, è addirittura nazista. Questi fanno il dibattito per dirci tra di loro che gli indiani sono degli ariani originari. Non è vero un cazzo, però è così, e si contrappongono ai cristiani e ai musulmani su questa base e ripropongono un modello autarchico. Cioè questa è la dimensione con cui noi ci confrontiamo, e ovviamente noi non possiamo che non avere come dimensione di confronto l'Europa, no? Ma la dimensione del confronto in Europa deve basarsi su un'idea anche dell'Europa altra rispetto all'Europa che conosciamo adesso, perché l'Europa che conosciamo adesso è ancora l'Europa dei vincoli di Maastricht, è ancora l'Europa del controllo dei flussi monetari, perché guardate, è vero che è stato sospeso il patto di stabilità, ma il conto ce lo presenteranno domani. Questa cosa bisogna discuterla, perché se non usciamo da questa dimensione qua, e se non pensiamo al fatto che oggi c'è bisogno di far crescere la massa monetaria e la disponibilità economica nelle tasche di persone e di abbattere come dire, l'iniqua distribuzione della ricchezza, 400.000 italiani possiedono praticamente 5.000 miliardi di euro di capitale, che vuol dire due volte il debito pubblico italiano, la ricchezza equivalente a 2 volte il debito pubblico, mentre il resto della popolazione soprattutto nei ceti più bassi, non ha risorse economiche. E quindi qua il problema dell'intervento dello Stato, il problema della ridistribuzione della ricchezza, il problema di ridefinire l'insieme degli equilibri che si sono determinati fino adesso, di rovesciare quelle che sono state le politiche che sono state fatte su tutti i piani in questi 30 anni, a partire anche dagli effetti di questa crisi pandemica, io penso che non se ne vada fuori. Abbiamo accolto positivamente il documento della CGIL. Ti dico subito che noi quando sentiamo parlare di competitività abbiamo un problema, ci rizzano i capelli, perché la competitività è la guerra, cioè l'altra faccia della competitività è lo scontro. Noi pensiamo alla cooperazione e alla concorrenza, sono due cose completamente diverse. Non vogliamo competere con nessuno, perché vogliamo un'Europa sociale del lavoro dove ci sia, come dire, una cooperazione non solo all'interno dell'Europa, ma anche rivolta a quelle che sono le realtà importanti con cui l'Europa si confronta costantemente. Vuol dire l'Africa, vuol dire il Medio Oriente, vuol dire insomma anche l'Est Europa. Un'altra politica, completamente il rovesciamento delle politiche che sono fatte in questi anni, però sappiamo che è difficile, però sappiamo che anche questa è l'unica strada per uscirne.
Non ho altro da dire. Se volete fare qualche domanda, se no pensiamo che sia stato sufficiente. Se pensate che sia meglio andarci a bere un bicchiere di vino, avete tutto il nostro consenso. Paolo, solo un'osservazione. Sì, prego. Ismaila Aitiaya, ingegnere candidato della lista Solidarietà Ambiente e Lavoro. Solo una riflessione quando ho sentito Marco, vero? E parlare degli insegnanti, no? Ma lui ne ha parlati adesso, diciamo, in questo periodo con i problemi dell'apertura delle scuole. Vorrei testimoniare, guardate, che anche durante il lockdown hanno lavorato. Conosco professori che sono impegnati, ma tantissimo. Hanno imparato da soli configurare un computer, collegarsi a internet, fare videoconferenze con i bambini. Comunicavano ogni giorno con i bambini, preoccupandosi della loro salute, come stanno, come sta la famiglia, hanno fatto corsi a distanza, hanno dovuto imparare tutto, ma tutto da soli. Quindi tengo a ringraziarli. Sapete, io ad esempio non solo un esempio, sono un operaio. Mi preoccupo del lavoro, ma fino a sera, forse anche penso a quello che ho fatto oggi, che non vada distrutto domani, che non si guasta domani. Ma loro pensano per il bambino, vogliono vederlo dopo 25 anni, che sta bene, quindi vorrei portare questa testimonianza sul mondo del lavoro della scuola. Ed è vero, guardate, durante il lockdown queste imprese di Dio buono si sono veramente indispensabili, sono fondamenta della società. Come mai 2 giorni o un mese che i ragazzi non sono potuti andare a lavorare, sono entrati in crisi? Perché non si sono arrangiati da solo questi capitalisti che sanno tutto, che hanno studiato, la Bocconi ne fornisce ogni anno non so quanti? Come mai sono entrati in crisi? Sono veramente... Quindi senza un lavoratore l'azienda non va. Bonomi Paolo non solo vuole soldi, ma vuole altro, vuole poter licenziare. Ho sentito che anche la Lega adesso parla di diminuire i salari. Sapete? Quando sento parlare di un intervento di ristrutturazione strutturale nelle aziende, la prima cosa che mi dico, questo cosa faranno? Licenzieranno, abbasseranno i salari, se trovano, non so, 2000 esuberi in una sera. Adesso nessuno ha fatto niente fino a ieri. Quindi esuberi licenziamo, abbassiamo i salari, aumentiamo le ore di lavoro. Noi come anche partito parliamo di 32 ore settimanali, vero? A parità di salario. Chiediamo che gli operai in Europa abbiano lo stesso salario alto, perché quando dico così vorrei essere pagato per lo stesso lavoro come il tedesco, come il francese, vorrei che anche il polacco abbia un salario come il francese, il più alto possibile. Noi non abbiamo paura di dire che dobbiamo lavorare meno, essere pagati di più. Quando mi dicono che i soldi non ci sono, basta vedere l'evasione fiscale in questa zona. I numeri non li conosco, ma mi sembra altissima. 10 miliardi ogni anno. 10 miliardi ogni anno. La flat tax è una catastrofe. Guardate. Io lavoro tante volte senza anche essere pagato. Lavoro nel volontariato. Come partito ho lavorato, ma non ho chiesto soldi perché mi piace quello che sto facendo. E basta avere una sanità buona,
una scuola buona, mesi di pausa durante l'anno, datemi quello che mi serve, io farò tutto quello che posso, tutto quello che posso lo farò, da ciascuno, quello che può a ciascuno quello che serve. Questo abbiamo detto, questo diciamo, è alla base della politica. Senza questo, sull'energia, sul trasporto pubblico, su sanità, su scuola, su questi devono essere monopoli di Stato. Non l'ho detto io, l'ha detto anche il capitalista da anni fa, quello dell'Eni mi sa, Matteo, come si chiama? Quindi non è che abbiamo inventato cosa, è fondamentale, senza queste cose la società non tiene, la coesione sociale non tiene, bisogna essere solidari, solidarietà tra di noi, come cittadini, solidarietà tra i popoli. Noi non possiamo, ad esempio, adesso mi allargo un po', non posso sostenere Israele, sta massacrando un popolo, non lo posso. Non posso mettere un blocco sociale su Cuba, non posso permettere una guerra in Libia. La guerra in Libia l'abbiamo iniziata noi, come italiani, come francesi, l'abbiamo scatenata. Adesso il popolo libico si massacra tra di loro. In Iraq non abbiamo risolto niente, in Somalia sono intervenuti, dove vanno? Fanno distruzione, massacrano gente, povera gente muore e poi vanno via, creano il caos, così possono comandare. Mi sono dilungato un po', ma volevo solo quello che ho detto prima sui ragazzi della scuola, sui lavoratori della scuola, sugli insegnanti, sui quelli che fanno le pulizie. Sì, su questa storia del Covid adesso. Io lavoro in una buona azienda, diciamo che questa mascherina me l'ha data il datore di lavoro, è un'azienda della municipalità di Venezia. Quindi abbiamo gel, ma abbiamo altri lavoratori esterni che vengono a fare le pulizie. Guardate, questa azienda gigante, ha tanti lavoratori, ma questi non hanno né mascherine, ricevono pochi, non hanno guanti, non hanno... E questo va a lavorare. Sono fatto capire, sfruttano ogni cosa. Siccome il prezzo di un guanto determina il profitto dell'azienda, fanno soldi a milioni e discutono se comprare guanti o mascherine ai lavoratori. Grazie, ho finito, se no continuiamo. Ringraziamo Ismail, puoi dire qualcosa Marco? No, sulla scuola, solo velocemente sulla scuola, nel senso che i professori si sono trovati in una situazione complicatissima, da una parte perché non hanno mai avuto nessun tipo di formazione tecnologica e quindi hanno dovuto reinventarsi e inventarsi modalità che nessuno aveva delineato e nessuno aveva neanche indirizzato, e su questo insomma ne va dato atto. Dopo è anche vero che non tutti si sono proprio dati da fare, ho 3 figli e ho visto che insomma qualcuno non si è adoperato, ha aspettato che le linee guida arrivassero, ma a parte questo è evidente che la scuola ha bisogno di interventi strutturali, di investimenti. Purtroppo qualcuno 25 anni fa ha lanciato un modello non solo per la scuola ma anche per la sanità, che tutto dovesse funzionare come un'impresa e che quindi i costi dovevano essere, diciamo così, pari alle entrate. Questo purtroppo la scuola non può garantirlo, non può neanche farlo, perché la scuola è un investimento. Colei che crea le classi dirigenti di domani, tu devi investire.
Guardate che il Covid può determinare un aumento delle disuguaglianze se noi non governiamo la scuola e non facciamo interventi affinché tutti abbiano le stesse possibilità, perché se domani dovesse riaccadere un altro lockdown, noi non abbiamo fatto investimenti sulla rete. Stiamo parlando del Veneto, noi abbiamo zone del Veneto dove internet non c'è. Noi abbiamo gran parte delle persone, perché sugli 800.000 poveri in Veneto 165.000 sono bambini che rischiano di non avere accesso all'istruzione nel 2020. Quindi queste sono tematiche che vanno affrontate, quindi la scuola è complessa, ha delle difficoltà, va dato merito e atto, come nella sanità, ai medici, agli infermieri che pur in costante scarsità di personale si sono adoperati e hanno garantito l'efficienza del servizio. Lo stesso ha fatto la scuola, perché nella scuola noi ogni anno paghiamo un prezzo, diciamo così, in termini di istruzione molto, molto alto, perché mancano professori e maestri. E anche questo è un altro elemento di criticità del sistema scolastico di questa regione, che fino a ieri abbiamo governato smistando i ragazzini in giro per le classi. Oggi che non è più possibile, a chi li diamo quei ragazzini se non abbiamo i professori e i maestri nelle scuole pronti a intervenire quando un professore o un maestro è in malattia? E questo è un altro elemento di criticità e di debolezza di un sistema scolastico che oggi è in forte confusione, ma è in forte confusione per la mancanza di investimenti di 30 anni di questo Paese. E paghiamo oggi un prezzo elevato e rischiamo di perdere una generazione in termini appunto proprio di istruzione, perché i bambini oggi delle elementari, che è lì dove tu apprendi e sei una spugna, sono in forte difficoltà, perché gli strumenti di insegnamento a distanza per i bambini delle elementari non ci sono. Perché il bambino elementare ha bisogno del contatto, ha bisogno del confronto, ha bisogno anche della carezza, del contatto umano con la maestra. E questo è un elemento che dovremo valutare e trovare una soluzione. Grazie a tutti. Grazie a voi. E buona serata. Andiamo a bere un bicchiere di vino, sì dai, che mi pare più logico. Non è che abbiamo detto cazzate.